Sindaco Rugolo, allora che emozione è stata la giornata di oggi? Abbiamo sentito la voce un po' rotta dalla commozione. Sì, quando si vanno a vedere i documenti e le storie di quei giorni, come hanno detto anche gli altri storici, non si può non rimanere coinvolti. Sono cose, atti di barbarie enorme e storie di vite spezzate, e lì si vede proprio che il regime ha voluto scatenare tutta la propria rabbia perché Cavaso non seguiva più la narrazione del regime fascista. E oggi quindi c'è il riconoscimento per chi ha subito Sì, quelle atrocità. e non è un riconoscimento chiesto, è importante per un motivo, perché non è stato chiesto per un gusto estetico di avere una medaglia al petto. È stato chiesto perché fosse fissata per sempre la memoria di quegli avvenimenti e fossero tramandate alle generazioni future quel patrimonio enorme di valori contadini che hanno portato alla resistenza per cui ai nostri figli diciamo attenti. Bisogna lavorare giorno per giorno per costruire una società migliore, perché la storia può sempre ripetersi. Grazie. Grazie.